Stavano per portare oltre 100 studenti delle medie in gita, 2 autobus bloccati dalla polizia stradale di Treviso, mezzi troppo vecchi e con numerose carenze di sicurezza, troppo alto il rischio di incidente. A pochi giorni dalla tragedia dell'offshore al Lido, scontro tra 2 barchini in laguna, 72enne ferito ma messo in salvo dai vigili del fuoco. Appartamento in fiamme in un condominio di Vicenza, 81enne salvata dopo che si era rannicchiata sul balcone, edificio evacuato, la paura delle parole dei testimoni. Raffica di furti a Bibano di Godega Sant'Urbano, paese natale del governatore Luca Zaia. Ad agire sembra una banda specializzata, derubato anche lo zio del presidente, i residenti esasperati. Crisi Wambao ACC, lavoratori di Meli in piazza a Milano contro la riduzione dei volumi produttivi, attesa per il vertice al Ministero dello Sviluppo Economico. Lavoro da casa nei tempi scelti dal dipendente purché venga raggiunto l'obiettivo. L'ULSS 6 Euganea fa partire la rivoluzione dello smart working anche nel pubblico. Torna la sfida tra gli studenti delle medie di Vigonza, che resisterà 10 giorni senza telefonino, verrà offerta una gita con i propri compagni. Telespettatori di Antena 3, buonasera e bentrovati all'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano è la sicurezza dei mezzi di trasporto per le scuole. Ebbene, una gita che stava per partire dalla Marca Trevigiana direzione Vicenza viene bloccata dalla polizia stradale ed è un controllo che fa emergere dettagli inquietanti. Bloccati dalla polizia stradale 2 autobus vecchi e pericolosi pronti a partire per una gita scolastica nel Vicentino. È accaduto a Treviso, 2 classi di un istituto secondario di primo grado con un centinaio di studenti erano già salite su 2 mezzi quando, poco prima della partenza, è scattato il controllo, verifiche che continueranno per tutto l'anno. Chiaramente le risorse non consentiranno mai di coprire e controllare tutti i viaggi, però sapere che che avvengono questi controlli e che le sanzioni sono anche piuttosto severe, sicuramente è un buon disincentivo all'irregolarità. I 2 veicoli adibiti a noleggio con conducente presentavano gravi irregolarità, entrambi infatti sono risultati immatricolati da molti anni violando la legge regionale che prevede il divieto di utilizzo di veicoli con più di 15 anni per lo svolgimento del trasporto persone. Non solo, ma uno dei 2 bus presentava un malfunzionamento delle uscite di sicurezza, un problema questo non da poco, basti pensare che in un incidente stradale se gli studenti avessero avuto bisogno delle uscite sarebbe stata messa in serio pericolo la loro incolumità. Risultato, gli studenti sono stati fatti scendere, ma per non fargli perdere la gita sono arrivati altri 2 autobus nuove che hanno prelevato i ragazzi e portati, anche se un po' in ritardo, nel Vicentino. Molto peggio è andata ai 2 conducenti a cui sono state contestate le violazioni previste dalla legge regionale e del codice della strada, con sanzioni per oltre 2.000 euro ciascuno. Non solo, ma la polizia ha provveduto a ritirare le autorizzazioni e le carte di circolazione. Non si tratta questo di un episodio isolato. Negli anni passati ne abbiamo avuti altri casi, ci è già capitato di trovare su strada veicoli che avevano un'età di vita del veicolo superiore a quella per cui la legge consente di utilizzarli per questo tipo di servizi. Informati di quanto accaduto dagli stessi figli e genitori, hanno subito chiamato la Polstrada per ringraziarli dei controlli. Sì, addirittura qualcuno ha anche chiamato in ufficio perché l'ha preso dopo, magari dai figli, gli hanno raccontato l'episodio, insomma magari si sono sentiti durante la mattinata e i genitori ci hanno chiamato in ufficio proprio per complimentarsi, un po' per ringraziare, un po' per sollecitare il fatto che questi controlli vengano fatti sempre il più possibile. E dopo la tragedia dell'offshore su cui continuano ovviamente le indagini a Lido di Venezia, stanotte si è sfiorata un'altra tragedia in laguna. Uno scontro frontale tra 2 barchini giovedì sera in Fondamenta 9 riporta alla mente quanto accaduto solo qualche sera prima in cui hanno perso la vita 3 persone. In questo caso un uomo di 72 anni è finito in acqua in seguito all'impatto, è stato portato in salvo dai vigili del fuoco e poi condotto dall'ambulanza all'ospedale dove è ricoverato per un trauma cranico. A bordo del secondo barchino c'era invece un 35enne che è stato ascoltato dalla polizia giunta sul posto per ricostruire la dinamica dell'incidente. L'uomo ha dichiarato che il barchino del 72enne viaggiava a luci spente, ma su questo sono in corso verifiche. Entrambe le imbarcazioni comunque sono state poste sotto sequestro. Mentre proseguono le indagini per stabilire cosa sia accaduto al motoscafo di Fabio Buzzi, l'imprenditore della motonautica morto schiantandosi dopo aver battuto il record della Monte Carlo Venezia. Sarà la procura a stabilire se l'incidente sia stato provocato da un errore umano o da un problema tecnico dell'imbarcazione. È probabile che in fase di avvicinamento
alla Bocca di Porto, il responsabile della rotta abbia commesso un errore da far terminare il potente scafo contro la diga. Continua a rimanere invece un mistero l'autorizzazione. Dalla Capitaneria di Porto fanno sapere che nessuno aveva avvisato l'autorità marittima dell'arrivo di quel bolide quando ormai si era già fatto buio. Nessuna segnalazione, nessuna luce, nessuno striscione. A Vicenza i momenti di paura la scorsa notte per un appartamento andato a fuoco in un condominio. Sono uscita là, vedo che c'è uscendo adesso fuoco nella terrazza, proprio fuoco come un film. È successo tutto molto rapidamente in via Lago da Orta nel quartiere Laghetto a Vicenza. Sono le 23 di giovedì quando scoppia l'incendio, le fiamme si levano rapidamente e devastano un appartamento al secondo piano di una palazzina. La proprietaria, una 81enne, si rannicchia sul terrazzino cercando di sfuggire alla furia del fuoco. A salvarla ci penseranno i vigili del fuoco. In due hanno montato la scala e sono saliti raggiungendo l'anziana e mentre un vigile si è messo subito a protezione della donna, l'altro l'ha bagnata, iniziando poi le operazioni di spegnimento. Nel frattempo sul posto è arrivata anche l'autoscala che ha caricato l'81enne nel cestello e portata a terra, dove è stata poi presa in cura dal personale 118 e portata in ospedale per ulteriori controlli. Impauriti i vicini di casa. Hai avuto paura? Certo, normale, ma guarda, sono tornato subito qua, hai già portato, prendete tutte le scappe, mettete tutto coperto, andiamo fuori. Sul posto anche due volanti della polizia che hanno provveduto ad evacuare i residenti degli appartamenti che hanno passato la notte da parenti, ma che al momento non sanno se e quando rientreranno. Al momento, da quello che so, il comando dei vigili del fuoco ha emesso un verbale di inagibilità dell'immobile, per cui siamo in attesa che l'ufficio tecnico comunale possa prendere visione ed eventualmente dare delle direttive in tal senso. A dare l'allarme è stata la vicina del palazzo di fronte che, sentito il crepitio del fuoco, è uscita sul terrazzino, ha visto le fiamme e l'81enne che gridava aiuto. L'anziana, secondo la ricostruzione, abituata a cucinare la sera tardi, stava friggendo dei peperoni. Uno schizzo d'olio però è finito su un canovaccio, una fiammata di rimando l'81enne, nella speranza di evitare il peggio, esce in terrazza con la padella. Le fiamme però sono alte e aggrediscono la tenda esterna, da lì poi il propagarsi. Vigili del fuoco in azione anche a Padova, insieme però alla polizia alla scoperta di una discoteca abusiva. Ristorante fino alle 10 di sera, poi all'improvviso, via i tavoli, si spengono le luci, la sala si trasforma in una pista da ballo. Peccato però che questo locale di via Palestro a Padova non avesse alcun tipo di autorizzazione, nessuna licenza e molte irregolarità in materia di sicurezza. Il blitz della polizia e dei vigili del fuoco, dopo numerose segnalazioni e il monitoraggio dei locali padovani, ha portato alla denuncia di un 60enne padovano titolare del Radio City Music Hall. I tavoli venivano buttati contro i muri e la gente si metteva a ballare all'interno dell'area, diciamo, di ballo temporaneamente creata. Ovviamente il pericolo di questa attività riguarda il fatto che non c'erano uscite di sicurezza adeguate, in particolare una era nascosta dietro una tenda, era ostruita da mobili e seggiole. Al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine all'interno del locale c'erano circa 150 persone, musica, DJ, una discoteca in piena regola, anche se di fatto il locale aveva l'autorizzazione solo per l'attività di ristorazione. I vigili del fuoco hanno contestato la mancanza di un numero sufficiente di uscite di sicurezza necessarie in caso di incendio per far uscire più velocemente gli avventori. Diversi punti inerenti alla sicurezza, quali le lampade di emergenza, le uscite di emergenza bloccate, ovvero gli estintori non revisionati, costituivano evidentemente una problematica in termini di rischio incendio e di sicurezza del locale. Al momento il titolare è stato denunciato e dovrà pagare una multa che si aggira intorno ai 4.000 euro. Se dovesse nuovamente riproporre serate danzanti nel suo locale rischia la revoca della licenza. Lasciamo per un attimo la cronaca per tornare a parlare dell'autonomia. 3 giorni dall'attesissimo vertice a Venezia tra il governatore Luca Zaia e il ministro Boccia. Le attese sono tante dalla platea dei veneti, anche ovviamente dagli industriali. Domani ad esempio la riunione, il vertice di Confindustria Vicenza, e ovviamente il tema sarà in primo piano. Il ministro siciliano del Sud che parla male della nostra autonomia, allora io chiedo ufficialmente al ministro Provenzano: perché la tua Sicilia deve avere l'autonomia e il mio Veneto no? È già la seconda volta che faccio questa domanda, ma evita sempre di rispondere.
Le domande sul tema dell'autonomia poste da Luca Zaia ai rappresentanti del governo giallo-rosso restano ancora senza risposte concrete. Lo stesso ministro per gli affari regionali, Francesco Boccia, oggi ha glissato in una nota, con una metafora calcistica, le richieste venete, assicurando comunque che l'autonomia differenziata sia un obiettivo condiviso dal governo. Come? In modalità potrebbero essere discusse già lunedì a Venezia, dove a Palazzo Balbi in mattinata è previsto un incontro tra lo stesso Boccia e il presidente Zaia. Nel frattempo, già domani potrebbero esserci qualche importante novità. Economia e autonomia sono i nodi cruciali su cui il Veneto chiede soluzioni radicali che potrebbero essere già annunciate all'Assemblea Generale di Confindustria Vicenza dai due ministri che saranno presenti: Federico D'Incà, Veneto ministro per i rapporti con il Parlamento, e Stefano Patuanelli, ministro dello sviluppo economico, alla sua prima uscita pubblica. È la grande mutevolezza del panorama politico a impedire di fatto una programmazione economica a lungo periodo. Su questi temi si è espressa la vicentina Daniela Sbrollini, unica senatrice veneta per ora ad essere passata dalle file del PD nel nuovo organismo di Matteo Renzi. Avremo nella nostra provincia di Vicenza l'assemblea di Confindustria e ci sarà già un forte confronto, un confronto vero su questi temi importanti. Per esempio, da subito una manovra finanziaria che rimetta al centro davvero gli investimenti, l'abbassamento delle tasse, la necessità di ripartire da quelle regioni che sono in grado e sono pronte già per una sfida che è europea, mondiale, e che hanno bisogno soltanto di avere meno freni, meno problemi burocratici per portare avanti questo lavoro straordinario. Chi invece non ha dubbi sull'autonomia del Veneto come un vero e proprio diritto è un bassanese doc, ex internato di guerra, che ne ha viste davvero di tutti i colori e che tra poco compirà 100 anni. Lei è un sostenitore dell'autonomia? Certamente, ma è un diritto talmente semplice che lo capisce anche un bambino. Lapidario Piero Piotto, bassanese doc, ex internato nella seconda guerra mondiale nei campi di concentramento tedeschi. Il prossimo 31 dicembre compie un secolo di vita. Dire che non li dimostra è dir poco, e fuori dalla sua abitazione sventola la bandiera del Veneto, che questo arzillo quasi centenario ci mostra con orgoglio dal terrazzo della sua casa. Adesso è un po' parecchio strappata da buttare via, ma la bandiera di battaglia deve essere in queste condizioni. La battaglia a cui si riferisce Piotto è quella per l'autonomia del Veneto, cui quel 22 ottobre 2017 il 98% dei veneti diede totale appoggio. E secondo lei si riuscirà ad arrivare a questa autonomia del Veneto? Ma dipende dall'onestà di chi arriva al potere. Se sono onesti deve arrivare, e dovrebbe arrivare anche presto, perché è un diritto che ha ciascun italiano, che non occorre che abbia fatto la guerra, che abbia fatto la prigionia. È un diritto di un cittadino. Parlando di autonomia, al governatore Zaia, che lui non intende assolutamente mollare la presa, che si sente di dire? È che è nel suo diritto. Lei appoggia in pieno quello che sta facendo Zaia? Completamente sì. Con questo nuovo governo giallo-rosso, secondo lei si potrà arrivare all'autonomia? Ma se c'è qualche miracolo potrebbe anche avvenire, ma ci vuole un miracolo secondo me. Le previsioni che io vedo nella mia ignoranza, non c'è nessuna speranza. È una battaglia che lei si sente di appoggiare in pieno? Ma certamente. Abbiamo fatto tante battaglie sbagliate, ma questa è perfetta. Non si può più andare avanti a raccontare le storielle. A proposito di Zaia, il suo paese natale, Godega di Sant'Urbano, meglio la frazione di Bibano nella Marca trevigiana, in questi giorni è bersagliata dai furti. I furti non hanno risparmiato nemmeno alcuni parenti dello stesso governatore. Una frazione sotto assedio dei ladri. Da martedì Bibano di Godega di Sant'Urbano vive l'incubo dei furti in casa. Qui è nato il presidente del Veneto Luca Zaia, e nel paese vivono ancora i genitori e alcuni zii, caduti anche loro vittima dei colpi tentati o andati a buon fine. Nella notte tra martedì e mercoledì i banditi si sono introdotti nella proprietà di Primo Zaia, uno zio del governatore, facendo saltare il cilindretto della porta. Del cilindretto non è stato più trovato il cilindretto.
no? È rimasto solamente il copriscindretto. I banditi si sono accontentati dei 120 euro custoditi in una borsa, poi trovando le altre porte chiuse a chiave se ne sono andati e adesso resta la paura. Non per i soldi, non mi interessa i soldi, no? Perché di me compro una testa. Stessa tecnica del cilindretto utilizzata anche nell'abitazione di un altro zio di Zaia. Qui i malviventi hanno tentato di entrare senza però riuscirci. Solo al mattino il padrone di casa si è accorto del tentativo di scasso. Ora, racconta il figlio, è tanta la preoccupazione. Essendo da soli e avendo anche una certa età, come si suol dire, quindi ci si preoccupa di più. E quindi sì, sicuramente non dormono sonni tranquilli. Tentativo andato a vuoto anche nella casa della madre del signor Sandro, che dalla Svizzera sta trascorrendo qualche giorno di vacanza a Bibano. Ieri erano qui i ladri, hanno spaccato i vetri, hanno tirato via questo, l'ho messo adesso a posto e hanno spaccato il vetro. In un'altra villetta invece i banditi hanno tentato di forzare la serratura del garage. Penso che siamo stati fortunati in questo caso. Ho visto casi in cui hanno vistato la casa da basso in cima, quindi sì, non c'è da stare tranquilli. Ma i colpi non si fermano. Nelle notti successive ancora ladri in azione. Nel capannone di Andrea Brunetta sono stati portati via contanti, un cellulare e un paio di occhiali. La terza notte di seguito. Alle 3 io e mio fratello abbiamo fatto un giro di perlustrazione perché sentivamo i cani abbaiare, però non abbiamo visto nessuno. Adesso sì, non si dorme più tranquilli. La signora Gabriella e il marito stavano dormendo al piano superiore nella notte tra mercoledì e giovedì quando i banditi sono entrati nella loro abitazione. Hanno girato tra le varie stanze, anche in salotto dove si era addormentato il figlio della coppia. Il fastidio più grande è sapere che mio figlio era sul divano e che poteva succedere come niente, come tanto. Adesso l'emergenza lupo, è un lupo che ha attaccato verso l'alba stamane il bestiame di un'azienda agrituristica di Visome, alle porte di Belluno, quindi ancora emergenza nel bellunese. L'attività si trova a ridosso della provinciale 1, nelle vicinanze del confine comunale tra Belluno e Limana. A farne le spese un'asina gravida. La voracità del predatore ha riguardato stranamente solo il feto che l'animale portava in grembo. Per l'asina non c'è stata comunque possibilità alcuna di sopravvivenza. Sul posto in mattinata si sono recati gli uomini della polizia provinciale per i rilievi assieme al veterinario di zona. Pochi istanti di pubblicità, poi resteremo nel bellunese. Rieccoci in studio in diretta al telegiornale del Veneto. Ripartiamo da Belluno, o meglio da Milano, perché è a Milano che è andata in scena il sit-in, la manifestazione dei lavoratori della ex ACC di Mel, acquisita dai cinesi di Wanbao, ma adesso c'è la crisi e lo spettro per tanti lavoratori che sono scesi in strada, in piazza davanti al consolato cinese. 130 lavoratori più una ventina di rappresentanti della FIOM-CGIL del Veneto e di Milano, una pattuglia nutrita per il presidio organizzato da FIOM-CGIL davanti al consolato della Repubblica Cinese a Milano. A motivare la protesta in vista del tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico convocato per martedì prossimo la riduzione dei volumi produttivi annunciati dalla Wanbao ACC, che potrebbe preludere a un nuovo ridimensionamento del personale e alla perdita della produzione in favore della trasformazione a semplice ufficio commerciale della casa madre cinese al servizio del mercato europeo. La rappresentanza sindacale è stata ricevuta dal console Xiao Fang Li, responsabile del settore economico e commerciale. Non ho il potere di intervenire direttamente perché è cambiato il rapporto fra lo Stato cinese e le aziende, che oggi sono più autonome, ha detto il console, che però ha assicurato di attivare tutti i canali diplomatici per portare la voce dei lavoratori nelle giuste sedi. Il console Li si è stupito della presenza dei lavoratori al sit-in. In Cina non è usuale che i lavoratori si fermino per protestare e ha riferito come non ci sia motivo di creare tensione sociale visto il clima di collaborazione fra il governo italiano e quello cinese. Il colloquio è stato positivo, commenta il segretario della FIOM-CGIL di Belluno Stefano Bona, e il buon ritorno mediatico ha consentito di far conoscere la preoccupazione dei lavoratori oltre i confini provinciali. Ad accompagnare i lavoratori il segretario provinciale della Camera del Lavoro Mauro De Carli e il sindaco di Borgo Valbelluna Stefano Cesa. Sono solidale con la scelta dei lavoratori di andare con un ennesimo sacrificio a Milano sotto la sede del consolato cinese, perché in effetti la proprietà non è una normale multinazionale ma è totalmente controllata dalla municipalità politica cinese, dice l'assessore regionale alle politiche del lavoro Elena Donazzan. Martedì 24 a Roma, tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico. Il posto di lavoro si chiama Smart Working e a sperimentarlo per la prima volta nel pubblico è l'ULS 6 Euganea.
Smart working, lavoro agile, si può fare in parte da casa e in parte in azienda. Se nel privato questa modalità era già stata sperimentata, a Padova per la prima volta in Italia lo smart working approda nel pubblico. Una rivoluzione culturale che parte dall'USL Sa Eugenia, che ha approvato nei giorni scorsi un protocollo per poter inserire questa tipologia di rapporto di lavoro, una scelta per agevolare la vita dei dipendenti. Un modello organizzativo di lavoro flessibile che migliora il benessere dell'individuo e quindi anche di conseguenza il clima aziendale oltre che le performance lavorative, consentendo ai lavoratori, ove possibile per la tipologia di lavoro, di svolgerlo in sedi diverse dall'azienda. Non vi è necessità di una postazione fissa per le giornate di lavoro prestate al di fuori dell'ufficio. Gli strumenti tecnologici utili al lavoratore smart saranno forniti dall'USL. Si tratta di un modello di lavoro personalizzato che si fonda sull'autonomia e flessibilità, ma anche sulla fiducia. Così facendo si responsabilizzano i dipendenti che dovranno conseguire degli obiettivi ben precisi. Lo smart working prevede che il lavoro al di fuori dell'azienda possa essere fatto nella propria abitazione, ma non solo. In qualunque contesto di vita sono assicurate le condizioni base. Noi andremo a verificare i risultati. I primi a sperimentarlo saranno 5 lavoratori che verranno selezionati dall'USL. In caso di esubero di domande avranno la priorità le mamme con figli al di sotto dei 3 anni, chi deve fare assistenza ai familiari o chi ha una disabilità tale da rendere disagevole il raggiungimento del posto di lavoro. In questo modo si pensa al benessere del lavoratore e di conseguenza anche ad una maggiore produttività. Le organizzazioni sindacali hanno accolto di buon grado questo progetto di smart working, perché ovviamente migliora sicuramente il benessere dei nostri lavoratori. Nuovo anno scolastico e torna alle scuole medie di Vigonza la sfida di restare per 10 giorni senza telefono cellulare. Alla fine sembra tutto così semplice. Che problema c'è a fare push sul bottone rosso, scorrere e spegnere il telefonino? Per 10 giorni, senza eccezione. Se sei un ragazzo delle medie, se il cellulare è una tua appendice, è una parte del tuo stesso corpo. Beh, infatti non è semplice, ma è una sfida per gli studenti del comune di Vigonza, il ritorno dell'iniziativa a viva voce, che premierà con una gita tutti quegli studenti che reggeranno 10 giorni senza smartphone. 3 aziende locali pagheranno i costi e i ragazzi che vorranno partecipare, tra i 150 e i 200, consegneranno il proprio device al comune che lo custodirà, sperando che nessuno bari e che non abbiano il muletto, naturalmente. È una rinuncia molto grande per i nostri ragazzi, perché consideriamo che loro davvero con il cellulare fanno di tutto e di più, dal chattare per WhatsApp prioritariamente con gli amici, quindi compiti e quant'altro, ma soprattutto giocano tantissimo, quindi per loro è una forte rinuncia, e lo scorso anno appunto hanno rinunciato un po' di più rispetto ai 10 giorni canonici, e molti, erano arrivati messaggi alla scuola, c'era proprio allarme tra i ragazzi: oddio, come faccio senza il cellulare? Quindi sì, è una grande rinuncia davvero. Sono l'affermazione di 2 obiettivi a carattere sicuramente pedagogico e formativo. Innanzitutto l'attesa, perché i ragazzi rinunciano per 10 giorni al cellulare, quindi non possono utilizzarlo, e secondo la fatica. Elementi questi che nel nostro tessuto quotidiano probabilmente si sono un po' smarriti e che invece fortificano sicuramente quello che è la formazione dei nostri ragazzi, rendendoli responsabili e soprattutto essendo responsabili e consapevoli della loro formazione. Certamente è nel novero delle possibilità che qualcuno abbandoni la sfida per varie ragioni e si riprenda al telefonino, nulla di grave, ma nessuno si nasconde che lo strumento abbia una fascinazione da incantesimo. Perché noi sappiamo benissimo che purtroppo ci sono anche delle dipendenze dall'uso del cellulare, quindi questo è un forte problema che la scuola oggi deve fronteggiare insieme a tutti, ai genitori, all'amministrazione, a tutti coloro che entrano in contatto con i nostri giovani per aiutarli a crescere. Quindi penso che dobbiamo lavorare tutti insieme per aiutarli in questa sfida in cui noi crediamo. A 20:10 questa sera parleremo di turismo con l'assessore regionale Federico Canere, poi vi ricordo in prima serata Torna 40, la trasmissione che ripercorre e fa vedere le immagini del nostro storico archivio, anche per capire come i fatti sono stati trattati, fatti che molte volte si ripetono anche oggi. E adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci.
bentrovati al meteo. Inizio di weekend stabile grazie all'alta pressione, ma il fine settimana potrebbe poi proseguire all'insegna della variabilità. Vediamo intanto il dettaglio di sabato 21 settembre. Sul Veneto sarà una splendida giornata soleggiata dappertutto, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 7 e 15 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 19 e i 23 gradi. E anche sul Friuli Venezia Giulia sarà una bella giornata all'insegna del sole su tutte le province, anche in questo caso non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota e il cielo, come vedete, si presenterà sereno. Temperature minime tra 10 e 14 gradi, massime tra 22 e 23 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove anche qui sarà soleggiato su tutti i settori, il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, massime invece tra i 23 e i 24 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.